Buonasera a tutti amici e amiche amanti di Sport Easily, siamo pronti per commentare questa seconda giornata di Coppa Italia Serie C1 Girone D, la sfida che vede di fronte il Palermo Calcio a 5 e il CUS Palermo, un derby chiaramente cittadino, fischio del direttore di gara con tutti i tifosi che stanno applaudendo, vediamo capitano Alberto Miranda, mancino molto interessante. Dall'altra parte invece manca Marretta, il capitano storico del Palermo Calcio 5, ma c'è oggi con la faccia del capitano Tony Costanzo. Al momento i due sono infatti a colloquio col direttore di gara per capire chi batterà. Vediamo tutti i giocatori con i numeri e i nomi dietro, Colosi, Comito, tutti quanti schierati. Adesso le strette di mano, i batticinque, anche gli abbracci. Tony Costanzo sta salutando praticamente tutti. Tanta esperienza per lui. Si va dritto verso la panchina, batticinque anche con i dirigenti. Si attende soltanto il fischio iniziale, ma guardiamo un po' di statistiche per capire insomma come potrebbe andare questa partita. Troviamo il Palermo Calcio 5 a 0 punti in Coppa Italia, sconfitto 3-2 alla prima stagionale assoluta del match contro il Resuttana San Lorenzo. Dall'altra parte anche il CUS Palermo vede una sconfitta più pesante perché ha perso 2-5 all'interno delle proprie mura contro il Mistral. Ma il CUS Palermo in campionato ha iniziato decisamente meglio, perché stiamo parlando di una squadra capace di fare 3 vittorie su 3, un ruolino di marcia abbastanza importante in campionato per loro. Dall'altra parte invece il Palermo Calcio a 5 in campionato un po' più a rilento, ma 4 punti non sono comunque male, visti anche gli avversari sfidati, perché pareggio interno in casa la prima contro il San Vito, poi la sconfitta esterna contro il campo del Mistral, poi la vittoria interna 8-3 molto convincente contro l'Isola nell'ultimo match. Ma adesso bisogna pensare soltanto alla Coppa Italia, non al campionato di certo. Foto di rito per il CUS Palermo che presenta tra i pali un ex della partita, Patrick Agrey. Il pallone già a centrocampo. Vediamo subito chi partirà titolare per il Palermo Calcio a 5. Vediamo Tony Costanzo che sta abbracciando i compagni, sta dicendo qualcosa da ricca, forse qualche tattica su come battere il proprio avversario. Poi in campo Vincenzo Rizzuto, poi Giovanni Tuzzolino e Lupo, Andrea Lupo con la maglia numero 7, quindi 6, 7, 8, maglia numero 2 per Tony Costanzo. E lì davanti gioca Vincenzo D'Aricca che presenta la maglietta numero 21. Qui sotto i nostri schermi si posiziona lui nella posizione più offensiva del campo. Gara molto attesa, sappiamo quanto possa essere fondamentale per le due squadre vincere. Si posiziona in campo Prestigiacomo, comandatore Comito e come sempre il numero 10 che non può mai mancare all'interno di una formazione, che è Alberto Miranda, anche fascia di capitano. Direttore di gara pronto, si attende soltanto il fischio iniziale per questa partita, con il primo possesso palla che sarà per il CUS Palermo, con comandatore sul punto di battuta, e inizia il match. Primo pallone proprio per il CUS Palermo che la domestica in fase difensiva. Miranda, Mancino, sempre Miranda, la pressione comandata da Vincenzo Rizzuto, oggi in posizione centrale, ricordiamo assente Marretta. Sarà un compito difficile chiaramente riuscirlo a sostituire, ma Vincenzo Rizzuto è un giocatore, nonostante la giovane età, classe 96, capace di poter fare grandi cose. Miranda, finta con la suola, sbaglia il tocco e il pallone regalato al Palermo Calcio a 5 che batte con Tuzzolino dietro. Rizzuto, Lupo, Rizzuto, adesso il giro palla rosanero, la controlla Rizzuto e torna nuovamente da Lupo. Poi Rizzuto si fa vedere pure Tuzzolino dietro, infatti lo serve adesso. Col destro, aggancio di D'Aricca, tenta un dribbling, poi si ferma e scarica sul Rizzuto, pressione alta con il tocco, poi Prestigiacomo la tocca quanto basta, Prestigiacomo punta in velocità, ancora salta l'uomo, Prestigiacomo e Rizzuto da dietro, straordinaria scivolata, una delle sue doti migliori. Questo recupero ha fatto vedere tutta la sua voglia di giocare, sa quanto possa essere importante questa partita. Poi Tuzzolino, una rulletta e poi riparte, non lo sta dietro il giocatore del CUS, e poi il tacco che addirittura ha messo anche in difficoltà pure noi con la telecamera. Lupo, centralmente da Rizzuto, scambio con Lupo che si era posizionato centralmente, poi Miranda viene pressato, la alza e poi la allontana come può. Poi l'ultimo tocco è di comandatore con la maglia numero 22
viene sfavorito sul tocco. Rizzuto allarga il gioco, Lupo è lui l'ultimo uomo, adesso allarga ancora una volta per Daricca, ma Prestigiacomo va chiuso bene con questa marcatura passiva. Poi Agrey scarica velocemente sul suo compagno e riparte l'azione del Cus. Miranda inizia a cercare il suo mancino. Miranda vede al centro il compagno, poi col tacco Comito ci ha provato ma riparte subito il palmo calcio a 5 con Tuzzolino che vede Daricca con la punta e grandissima parata dei parti di Patrick Agrey, perfetto. Poi Rizzuto 2 volte addirittura in scivolata e poi con la gamba su Alberto Miranda che rimane giù. Rizzuto si alza, chiede comunque subito scusa al suo avversario, ma partita subito dei ritmi molto alti. Sono passati soltanto 2 minuti e 30 secondi, ma le squadre già si stanno dando battaglie sul campo. Comito sul punto di battuta, restituisce la palla, quindi sportività adesso. Tuzzolino si cerca la sua tecnica, scarica sul Lupo, poi Rizzuto molto bene. Daricca tende molto ad allargarsi e recuperare palle, infatti sull'esterno poi va la giocata con le dribbling. Daricca ancora mettere tutta la sua tecnica e poi si appoggia dietro da Rizzuto che prova a lanciarlo. La giocata di Tuzzolino. Sta rimessa laterale per il Cus con Alberto Miranda sul punto di battuta. C'è Prestigiacomo dietro che non se lo serve subito, infatti va proprio da lui. Comito sbaglia il tocco perché centralmente chiude molto bene Tuzzolino, poi Lupo riparte con l'esterno, vede Daricca, guarda la porta, Daricca ci ha provato la sua seconda occasione dopo 3 minuti. La prima volta era stato fermato da un ottimo intervento da parte di Agrey, questa volta non trova la porta ma sta scaldando il suo piede. Miranda, Comito vuole il dribbling, viene contrastato ancora una volta da Daricca che è indemoniato. Prestigiacomo, pressione molto alta, Miranda pressione da parte di Tuzzolino, si torna dietro da Prestigiacomo che la difende con il fisico, riesce anche benissimo sulla pressione da parte di Daricca, poi lo spinge come può. Miranda chiede anche il fallo ma il diritto di gara non è dello stesso avviso. Poi Rizzuto in anticipo, ancora una volta che partita da parte di Vincenzo Rizzuto che adesso scivola da solo ma ha iniziato molto bene, giocare con la maglia numero 8 che ricordiamo importante. Prestigiacomo, pressione ancora una volta, poi vede il taglio che però non arriva, parte di Comandatore che però non aveva seguito il taglio del compagno, molto intelligente. Poi la velocità da parte di Tuzzolino che può alzare i ritmi del gioco, poi si appoggia saggiamente da Rizzuto che non è mai una brutta idea, ma qui sbaglia il tocco centralmente. Riparte Prestigiacomo allo spazio con la punta e Costanzo mette in calcio d'angolo, prima occasione anche per il Cus Palermo al minuto 5 di gioco. Si è fatto vedere il Cus in avanti, poi il sinistro di Miranda a deviazione che poteva anche battere Costanzo, l'ha vista fino all'ultimo. La palla è andata comunque in corner, azione importante per il Cus Palermo. Prestigiacomo la riceve lui, poi Miranda col mancino vuole il sinistro, calcia, non trova la porta, ma anche lui come Daricca sta scaldando il suo piede. Sappiamo quanto possa far male, possa anche malissimo agli avversari. Tuzzolino, Lupo, Daricca la scarica sul compagno, poi Tuzzolino lotta, Rizzuto sul sinistro può controllare la palla, Rizzuto si appoggia e poi si torna ancora dietro dai compagni. Lupo, Tuzzolino allo spazio, calcia e Agrey la blocca addirittura. Minuto 6 di gioco ma ritmi molto alti, tante occasioni, da una parte 3 tiri per il Palermo Calcio a 5, soltanto uno importante chiaramente da parte della squadra ospite, ma i ritmi sono veramente tanto alti. Poi la scivolata di Tuzzolino a chiudere la diagonale benissimo. Il tiro da fuori! Occhi in mezzo! Con la punta allontana Tuzzolino come può.
Sarà sempre rimessa a laterale per il Cus Palermo. In zona offensiva c'è Prestigiacomo a rimorchio, ma non viene servito. Poi Comito potrebbe calciare con la punta, si appoggia Prestigiacomo. Pressione difensiva sbagliata qui da parte del Cus Palermo, che infatti regala il possesso al Palermo Calcio 5. Daricca può puntare l'avversario, ci pensa, ma poi torna dietro saggiamente da Vincenzo Rizzuto. Il tocco di Daricca viene intercettato da un avversario e si riparte ancora con il possesso rosanero. Tuzzolino, Rizzuto, sempre l'uomo più indietro, poi col tacco, ottima palla per Rizzuto che poi cade anche a terra ed è calcio di punizione. Grandissimo qui l'inserimento di Rizzuto e cartellino giallo anche per il Cus Palermo. Cercheremo di capire adesso perché. Ricordava tantissimo il gol di Rizzuto proprio nell'ultimo match contro l'Isola. È stato bravissimo a inserirsi e trovare il gol in quell'occasione. In questa occasione non ha trovato il gol, ma ha trovato comunque l'opposizione da parte del difensore, che per fermarlo ha deciso di stenderlo con le cattive. Ed è calcio di punizione con la maglia numero 21. C'è Vincenzo Daricca con i difensori che si sono subito posizionati davanti alla palla. Daricca conta i passi. Nel tempo si riscalda Fabio Mineo, sarà probabilmente il primo cambio per mister Lo Piccolo, ma c'è in panchina anche Russo che si sta riscaldando, quindi vediamo chi dei due entrerà per prima. Forse Mineo, perché sta accelerando leggermente la sua intensità. Nel frattempo controlla gli scarpini Daricca, forse chiede loro di aiutarli. Forse schema anche con Rizzuto che si allontana adesso. Vediamo Tuzzolino sul versante di destra, ma Daricca sta guardando il pallone come se volesse veramente calciare verso la porta, e probabilmente lo farà. Vediamo, va Daricca col destro, non trova la porta, ha aperto troppo il piattone, l'interno collo da parte di Daricca che non ha funzionato questa volta. È il suo terzo tiro in 8 minuti. Nel frattempo si leva la pettorina Russo, quindi sarà lui prima a entrare, non Mineo. Poi Miranda con l'esterno, vede il compagno, palla al centro, Commendatore viene fermato, l'ottimo raddoppio di Daricca e Lupo. Rizzuto allarga Tuzzolino, palla al secondo palo, perfetto l'inserimento da parte di Lupo che fa il gol dell'1-0. Azione straordinaria dei padroni di casa. Come il calcio a 5 chiaramente recita, palla sulla destra, palla al secondo palo, l'inserimento perfetto del numero 7 e il gol dell'1-0 è arrivato. Minuto 9 di gioco, arrivano anche i primi cambi. Lupo segna, adesso lascia il campo, si riposerà probabilmente. Al suo posto entra Russo che si posiziona in posizione più offensiva con Daricca che adesso va nel ruolo di laterale destro e probabilmente adesso da quella posizione cercherà maggiormente la porta perché avrà maggiore campo a disposizione. Nel frattempo dentro anche Gangi con la maglia numero 27 per Miranda, il numero 10. Lotta qui Comito, Prestigiacomo, sempre il più indietro dei suoi. Commendatore con la 22, lascia lì. Adesso il Cus deve chiaramente cercare di alzare un po' il ritmo delle proprie giocate offensive perché il risultato al momento non li sta aiutando. 1-0 ricordiamo. Commendatore, Gangi con la 27, esce in pressione Tuzzolino, poi lo lascia. Comito cerca la palla al centro, viene fermato, sarà rimessa laterale da zona offensiva, quasi un calcio d'angolo. Con l'esterno, Gangi. Sbaglia tutto il Russo, Tuzzolino con tanta eleganza, poi Rizzuto, si parte sempre dal numero 8, poi Tuzzolino allarga il gioco, Daricca. Autore di un grande assist, poi il dribbling di Daricca ancora contro due avversari. Daricca può vedere al centro il compagno Daricca, mette palla al centro per Russo che non ci arriva veramente per un soffio, la tocca con l'addome forse, ma non basta per spingere palla in rete. Ma che azione ha fatto ancora una volta Vincenzo Daricca, perché ha fatto una grande azione sull'out di destra, l'abbiamo detto, effettivamente con maggiore campo a disposizione avrebbe potuto cercare maggiormente la porta o i compagni messi dentro l'area. Entra Mirko Guarino con la maglia numero 7, qui perde subito la palla, poi il Russo può ripartire, poi si ferma con la suola. Daricca prova ancora la giocata, la palla non termina fuori. Con l'esterno, Russo, pressione di Guarino che è appena entrato vuole subito lasciare il segno in questo match.
Darica. Seconda forza, Alberto! Poi il tocco per Tuzzolino, riesce pure a passare, ma poi viene fermata, palla rimane ancora lì, Darica lotta. Poi il russo viene favorito da questo passaggio, ma si accontenta della rimessa laterale. Rizzuto. Alberto, 1-2! Darica, se prova il dribbling, si ferma, ma torna ancora una volta dietro dall'uomo più difensivo della squadra oggi, Vincenzo Rizzuto. È stato benissimo questa partita. Rigioca. Ok. Guardalo! Darica torna dietro, Tuzzolino si appoggia da Rizzuto centralmente. Poi Darica. Dai, forza, gira. Alberto! Tuzzolino, se la sua posizione da parte di Darica, lo cerca adesso, lo trova, Darica col mancino. Ha cercato la porta, ma vuole sfidare nuovamente a Gray, che in precedenza, nei primi minuti di gioco, aveva annegato un grande gol. Nel frattempo cambio con dentro Sgarlata, fuori Tuzzolino. Poi il raddoppio da parte però di Sgarlata e di Rizzuto. Sarà calcio d'angolo. Anzi no, rimessa laterale. Avete fatto entrambi? Anzi, chiedo scusa, rimessa dal fondo addirittura, quindi si riparte da Tony Costanzo. Mister Ricardona, mi chiedeva il time out. Non me lo chiedere. Il time out. Dai, su! Minuto 13 di gioco per chi si fosse connesso in questo istante. Risultato di 1-0, partita molto vivace. Poi il tacco di Darica era geniale per l'intento di Sgarlata, ma adesso il gioco si ferma un attimo perché è stato chiesto il time out da parte del tecnico del Cus Palermo. Forse deve sistemare un po' i dettami tattici della sua squadra. Al momento in svantaggio per 1-0. Faccio vedere infatti la panchina proprio del Cus Palermo. Il tecnico sta infatti dando qualche informazione ai suoi giocatori. D'altra parte anche il primo calcio a 5, vediamo qui sotto i nostri schermi proprio Mistello Piccolo, ma non vi facciamo vedere, non vi vediamo spoilerare nulla perché comunque vediamo in campo come andranno. Al momento di 1-0, 13 minuti di gioco. Il gol di Lupo si è inserito perfettamente dopo l'assist da parte di Darica, sempre molto puntuale da questo punto di vista. A colloquio qui i ragazzi del Cus Palermo. Io se metteranno subito in mostra ciò che il tecnico sta dicendo loro, probabilmente per recuperare la partita. Da parte di se ci sono qualche cambio, Rizzuto in campo, Darica, Russo e poi con la maglia numero 30 appena entrato Vincenzo Sgarlata. Sempre tra i pali il solito Costanzo. Adesso a colloquio con il giovane Russo. Invece qualche cambio c'è stato per il Cus Palermo con dentro Barcellona, che in realtà è entrato qualche minuto prima del time out, ma non ha avuto molti palloni. Il numero 23, vediamo, un gigante. Presti Giacomo, si ricomincia dal numero 3. Barcellona la controlla, palla col siso geniale dentro per Gangi che lotta contro Rizzuto, anzi contro Darica, chiedo scusa, ma è tutto regolare per il titolo di gara che era molto vicino. Darica ha qualcosa da dire. Stai su, Lupo! Appena poi, Gastri! A uomo, stai su! Portiere! Tutto regolare per il titolo di gara, fa ripartire da una rimessa laterale con Darica sul punto di battuta. Batte lui, si appoggia dietro da Rizzuto. Rilancia in avanti, sbaglia il tocco Ganci, molto bravo qui a intercettare la palla. Poi Barcellona prova a girarsi contro Rizzuto. Barcellona lotta da terra Rizzuto. Il titolo di gara dice che calcio di punizione, fallo di Vincenzo Rizzuto. Questa volta la scivolata non è andata a buon fine. Sarà calcio di punizione sul punto di battuta. Dentro Lupo con la mano numero 7 a rilevare proprio il posto di Darica. Stava giocando una grande gara, forse un po' nervosa adesso per gli ultimi screzi con Gangi. Calcio di punizione, va Guarino con la maglia numero 7 che chiama Gangi, forse dice di posizionarsi in qualche posizione. C'è Rizzuto che si stacca dalla barriera, Russo poi sul palo, abbiamo Sgarlata, ma largo sulla destra c'è Barcellona che potrebbe ricevere questo passaggio, ma sta guardando la porta.
Va Guarino di potenza e non sbaglia, punizione bellissima da parte del numero 7 che pareggia i conti, fa 1-1, minuto 16 di gioco, tutto in parità e adesso la partita si mette molto bella. Entra in campo nel frattempo Miranda che si posiziona come centrale difensivo, quindi tanta tecnica adesso in campo. Rizzuto, sgarlata. Rizzuto adesso è uscito da Ricca, quindi servirà un po' anche da sgarlata, soprattutto le giocate tecniche. Infatti qui fa subito vedere la sua classe, poi viene fermato da Miranda con il raddoppio anche da parte di Gangi. Rizzuto, tocco di prema, cerca di compagni, c'è il lupo che insegue la palla, poi conquista anche rimessa laterale perché Agrey allontana la sfera ma colpisce nell'allontanare il suo compagno. Palla addirittura fuori dal campo ma viene subito riportata nel terreno di gioco. Di prima, Lupo, vede Rizzuto, può provarci il Rizzuto con la testa! Addirittura qui il Russo ha tentato di sfruttare il destro, non molto potente da parte di Rizzuto per cercare la porta. Tanta sfortuna ma azione importante per il primo calcio che vuole tornare in vantaggio dopo aver subito il gol. Calcio piazzato. Gangi. Calcia Gangi, solo potenza. Nel frattempo si sta riscaldando con maggiore intensità Guerrero. Il giovane Cassa 2002 potrebbe entrare ora. Rizzuto col tocco Lupo, poi sbaglia il tocco il Russo, viene anticipato, poi il sinistro di Miranda, Costanzo le mani in piedi e poi ancora Gangi. E in due tempi Rizzuto con l'aiuto anche del compagno riesce a allontanare la sfera adesso. La rimessa laterale per il Cus. Mister Piccolo chiama Rizzuto, probabilmente sarà lui a uscire dal campo. Barcellona punta la difesa, poi si appoggia dietro da Gangi. Miranda, c'è lo spazio per lui per poter creare un'azione pericolosa. Poi col tocco mancino Barcellona lotta in mezzo a due avversari ma poi viene fermato. Rizzuto di prima, sgarlata e tutta la tecnica da parte del numero 30 con il fallo di Gangi. Dentro Tuzzolino intanto al posto di Rizzuto con Lupo che si posiziona centrale. Russo tenta il dribbling ma Miranda lo allontana, chiude benissimo. Lupo, Russo la controlla, la tecnica, può calciare, poi sbaglia il tocco sul Garlata. Dai Albi. Adesso un po' di confusione. Poi Barcellona non si gira perché il Lupo fa un grandissimo lavoro qui in fase difensiva. Poi sgarlata, Tuzzolino, Lupo vogliono uscire dalla pressione, poi esce benissimo perché tocca lì per compagno, poi sbaglia il tocco. Gangi col mancino vede l'inserimento da parte del solito Alberto Miranda, palla non arriva però nei piedi del numero 10. Cazzera ancora che non si concretizza, ma sta per entrare adesso anche Fabio Mineo. Lupo, sgarlata, Lupo, pressione di Barcellona, infatti costringe a allontanare la palla. Miranda molto tranquillo. L'elastico non riesce a passare, poi Barcellona viene triplicata dietro dai suoi avversari, poi si ferma Russo e fa ripartire i suoi con Lupo. Tuzzolino, vede l'inserimento dei compagni, lo sa, grande giocata Russo con la punta e Agrey si supera ancora una volta, ma azione importantissima per il primo calcio a 5 che va vicinissimo al raddoppio, poi allontana Miranda e Costanzo la aggancia perfettamente. Un aggancio forse non da portiere ma da giocatore, quello di Tony Costanzo, ma conosciamo tutti le sue qualità. Lupo, Tuzzolino col mancino, Russo anticipato da Gangi, poi Miranda guarda la porta, calcia Miranda, c'è la Barcellona ben messo in campo, fuori il Russo, nel frattempo dentro Fabio Mineo che si posiziona in zona più offensiva, poi la roulette da parte di Sgarlata che viene fermato, parte in avanti Barcellona, guardavata Barcellona con la punta, fredda Costanzo, ma era giù Sgarlata, si chiedeva il gioco fermo ma così non è stato. Con il Cus Palermo che va in vantaggio
per la prima volta nella sua partita. Cioè rispetto, la prossima che ammonisco, perché ti metti la casacca? Dentro Guerrero al posto di... non puoi capire perché. Di Sgarlata, che è rimasto a terra dopo l'intervento precedente, e ricomincia il match con il risultato di 2-1 con quello che si posiziona dietro. Poi tutta la tecnica parte di Tuzzolino, la scivolata di Miranda, non arriva, poi palla al centro, ma il gioco è fermo perché la palla è terminata fuori. Rimessa laterale. Miranda prende campo, Gangi. L'ingresso di Gangi chiaramente ha cambiato anche un po' le sorti del match, perché quando è entrato ha fatto sempre molto bene. Poi lo scambio velocità con Costanzo che esce benissimo tra Guarino e Gangi. Entrambi erano fuori nel quintetto iniziale, poi sono entrati e hanno fatto anche la differenza. Gangi vede il centro dei compagni, ha provato una palla in diagonale, ma così non è stata, perché è terminata in out. E urla da parte del tecnico del Cus Palermo che si fa sentire, chiama le marcature. Tuzzolino, Mineo si appoggia con l'esterno, Guerrero si inserisce, Lupo, Mineo si va a vedere dietro i compagni, Tuzzolino anche lui si appoggia da Lupo che sbaglia il tocco, ma poi con un pizzico di esperienza riesce comunque a rimanere in possesso della palla. Mineo, Guerrero, retropassaggio killer, qui poi Costanzo mette una pezza, un po' troppo insicuro qui il giovane centrale numero 27, che stava regalando la possibilità al Cus di poter fare anche il 3-1, ma un grande Tony Costanzo ha negato tutto ciò. Gangi, Barcellona, Miranda si appoggia immediatamente da Guarino, poi ancora Miranda, vede il compagno col mancino. Gangi ha provato un tocco sotto, marcature forse sbagliate. Viene chiesto il time out qui dal tecnico Lo Piccolo, che adesso chiamerà a sé i suoi giocatori, un po' come ha fatto il tecnico del Cus Palermo, che ha portato chiaramente bene quel time out, perché dal risultato di 1-0 il risultato adesso è di 2-1. 24esimo minuto di gioco, mancano 6 minuti di recupero, 6 minuti fine del primo tempo. Tecnico del Cus Palermo che sta infatti a colloquio con i suoi ragazzi, anche il tecnico Lo Piccolo chiaramente sta dando le ultime delucidazioni ai suoi. Risultato di 2-1 per chi si fosse connesso in questo istante. Cus Palermo che sta confermando un po' il suo andamento in campionato, perché il campionato, come abbiamo detto anche nella nostra intro inizio partita, 3 vittorie su 3 in campionato. Adesso vuole questa quarta vittoria consecutiva, perché la prima in realtà stagionale è stata persa, ricordiamo, contro il Mistral per 5-2 per i biancorossi. Si attende soltanto il fischio di di gara per ricominciare il time out, che arriva forse adesso, vediamo. Possesso rosanero con Costanzo, c'è accanto a lui Lupo, vediamo Guerrero, vediamo anche Tuzzolino e lì davanti sempre Fabio Mineo. Quindi ancora niente da Ricca, che è uscito adesso, è sotto i nostri schermi, quindi probabilmente entrerà immediatamente. Nel frattempo il destro improvviso da parte di Tuzzolino, che non trova la porta ma trova l'avversario. Guerrero, Mineo centralmente sbaglia il tocco, poi in anticipo Guarino può ripartire dietro le spalle, infatti Barcellona non lo serve, torna dietro da Miranda che allarga il gioco. Barcellona chiama ancora il pallone numero 10 ma non viene servito, si torna dietro a Casamento appena entrato. Guarino, pazienza, stai zitto. Intreccia Casamento. Guerrero, la tecnica di Tuzzolino che qui forse chiede un po' troppo, non trova la giocata giusta, il numero 6 che sta tentando molte volte queste giocate del suo sinistro. Miranda,
Centralmente Casamento lotta. Si appoggia dietro. Il sinistro di Barcellona la tocca, poi Tuzzolino può ripartire in velocità adesso il Palermo. Si allarga. Vede Lupo, c'è Mineo che vuole palla, la richiede, adesso la ottiene ma sbaglia il tocco sulla fascia sinistra, ma sta rientrando infatti Daricca con la maglia numero 21. Entra al posto di Lupo, autore del gol del momentaneo 1-0. Barcellona allarga il gioco. Guarino, Miranda. Barcellona, doppio passo, poi vede l'inserimento di Casamento che sfiora il gol, ma palla geniale da parte del numero 23 Barcellona, che aveva visto con grande visione di gioco il compagno, che però ha sprecato tutto, ma per pochissimo. Daricca, Tuzzolino, Guerrero, di prima c'ha pronto Tuzzolino, anche no look per il numero 6 che però non favorisce l'inserimento del compagno che si era fermato. Poi passaggio rischioso da parte di Miranda. Guarino lo sfida, infatti Tuzzolino, palla riesce comunque ad arrivare a Casamento che si gira, fa un grande lavoro. Miranda di prima, palla intelligente, poi Tuzzolino. Daricca, Tuzzolino, Mineo lotta, poi sbaglia tutto, poi Miranda col tocco sotto, sta per fare un gol impressionante Alberto Miranda, pallone sbagliato da parte di Fabio Mineo, ma adesso in campo è ritornato il numero 8 Vincenzo Rizzuto, che stava giocando una grande gara, che viene subito chiamato in causa da Tuzzolino. Rizzuto, Mineo, Rizzuto, Daricca, si cerca sempre il numero 21 che ha nei piedi chiaramente le giocate, poi Daricca sul dribbling ma viene fermato all'ottimo intervento da parte di Barcellona, poi il raddoppio di Mineo che non vuole fare passare il suo avversario, aiutato qui dopo il numero 21, minuto 28 di gioco, quasi 29 mancano. No, ancora c'è, Miranda, per la pressione qui il dribbling da parte di Guarino con la suora fallo di Vincenzo Rizzuto, calcio di punizione, e da quella posizione potrebbero trovare nuovamente la porta, lo hanno già fatto con il gol dell'1-0. Aspettano 10 secondi, aspetta. Lo aiutiamo con difficoltà. Toni, te ne vai a parare. Costanzo, te ne vai a parare. Guarino! Sentire l'audio del match chiaramente con il calcio di punizione, quindi viene confermato di di gara. C'è Barcellona, c'è anche Miranda, Guarino, 3 sul punto di battuta, in barriera vanno Tuzzolino e Mineo, con Daricca che si stacca andando anche a marcare Casamento con la maglia numero 9 dentro l'area di rigore. C'è anche Rizzuto che invece sta attento, vediamo soltanto un uomo in barriera che è Tuzzolino, ma adesso si è staccato Barcellona perché Miranda e Guarino guardano la porta, vediamo chi dei due andrà. La finta, Miranda, Guarino, uno schema, palla al centro, Miranda! Schema perfetto per il Cus Palermo che a ridosso del 30° minuto di gioco trova il gol dell'1-3, azione perfetta e gol col mancino di Miranda che è stato precisissimo, una precisione chirurgica, dentro Blandi e dentro anche Commandatore. I due cambi per questi ultimi istanti di match, vediamo quanto il Dietro di gara farà recuperare, perché minuto 30 di gioco, ma ci sono ricordiamo anche 2 time out. Rizzuto, Rizzuto, Mineo, grande tecnica la sua, si appoggia dietro, Daricca, il tunnel addirittura, poi Mineo vede il pallone in inserimento per Daricca che stava provando una nota impressionante ed è calcio di punizione, vediamo, perché sembrava potesse essere effettivamente dentro l'area di rigore, ma il direttore di gara è sicurissimo. Calcio di punizione, anche Rizzuto stava cercando di fare vedere le proprie ragioni, la sua tesi era probabilmente quella del calcio di rigore, ma il direttore di gara non è d'accordo con lui, sarà quindi calcio di punizione, ma probabilmente questa diretta potrà dare anche qualche chiarimento in... Deve essere concentrato a parare, non a fare discussioni.
E calcio di punizione direttore di gara, ma chiaramente il video potrà dare qualche informazione in più. Sembrava effettivamente potesse essere dentro l'area di rigore, ma il direttore di gara ha posizionato il pallone abbastanza lontano da essa, quindi sarà calcio di punizione. C'è Fabio Mineo sul punto di battuta, c'è anche Rizzuto che però si allontana. Mineo è sul punto di battuta e probabilmente andrà verso la porta. Vediamo se replicherà come fatto dal Cus Palermo, che ha trovato il gol direttamente sul calcio di punizione e poi anche uno schema. 2 gol su 3 in fazione di prova da calcio piazzato. Esperienza qui per il Cus Palermo. Minuto 32 di gioco, ovviamente sarà l'ultima azione di questo primo tempo pirotecnico, perché tante azioni da una parte e dall'altra. Primo tempo con un Palermo calcio 5 protagonista nei primi 10 minuti, forse un po' si è spento. Va Mineo, Mineo col destro, Agrai allontana, poi ancora Mineo mette lì il corpo, baricentro basso per lui, viene spinto in maniera regolare e si riparte con la rimessa laterale, allontanata, poi con la testa a casamento. Tariq, manca veramente pochissimo. Tuzzolino, Tariq centralmente, Mineo, vedere l'inserimento di Tariq, palla geniale qui del numero 12, però non è servita per trovare il gol. Con Tariq ha fatto anche un buon aggancio, poi veramente molto complicato. Nel frattempo finisce qui il primo tempo, risultato di 3-1 per il Cus Palermo, minuto 33 di gioco, insomma, partita molto molto bella, vivace sia da una parte che dall'altra, con un Palermo calcio che ha iniziato molto bene nel primo tempo, poi sono venuti fuori i ragazzi del Cus Palermo con questi 3 gol, 2 dei quali però da calcio piazzato, quindi non tramite, diciamo, azioni dirette. Ma noi adesso vi lasciamo l'intervallo e ci vediamo al secondo tempo.
Siamo tornati live per commentare questo secondo tempo, il match di Coppa tra Palermo Calcio a 5 e CUS Palermo. Risultato di 1-3 per chi si fosse sintonizzando in questo istante, vantaggio rosanero, poi il tris da parte della squadra ospite con 2 gol sul calcio piazzato, 1 su una ripartenza. Insomma, quando si parla di cinismo bisogna far vedere anche questa partita, perché chiaramente sono riusciti a sfruttare tutte le occasioni create. Tra i pali vediamo Giacomino D'Antoni, quindi prende il posto di Toni Costanzo, poi Tuzzolino, Rizzuto, Daricca e vediamo chi sarà il quinto, è Lupo. D'altra parte riparte Comito, riparte anche Miranda, Prestigiacomo, Comandatore e tra i pali sempre il numero 13 Agrey che sta giocando una grande partita. Chiaramente tutti ci ricordiamo la parata dopo soltanto 2 minuti sul destro di punta da parte di Daricca, che aveva tentato quella giocata per tentare di eludere la parata del suo ex compagno, ma così non è stato, perché Agrey ha fatto un miracolo quando la palla praticamente si fosse incrocio dei pali. Anche qui il video ci potrà aiutare a vedere meglio dove fosse destinata la palla. Possesso rosanero perché hanno battuto i ragazzi del CUS Palermo, qui Daricca gioca con la palla, quindi Tuzzolino sulla fascia sinistra, Lupo sulla destra, Rizzuto centrale e lì davanti Vincenzo Daricca. Si parte da questi 5 con Giacomino D'Antoni tra i pali che rileva, come abbiamo già detto, il posto di Toni Costanzo. Di Toni Cara sta guardando l'orologio, vediamo quando si batterà per questo inizio. Da un cenno ai portieri, entrambi danno il loro benestare e inizia questo secondo tempo con il primo pallone rosanero. Rizzuto, Lupo, Rizzuto, pressione da parte del CUS, Tuzzolino centrale da Lupo, Accorcia Comito, bravo! Daricca, poi Lupo con l'esterno, Rizzuto viene chiamato dai compagni, si appoggia dietro, poi Daricca rischia, ma tiene comunque il possesso della palla. Tu fili! Tuzzolino, le finte. Palla Comito, Comandatore ce l'hai a destra, accorcia diagonale Filippo, su! Tuzzolino allo spazio, cerca i compagni, si appoggia da Rizzuto che cambia tutto da Daricca. Non rischia la giocata Tuzzolino, poi si appoggia da Lupo allo spazio, Miranda la meglio, poi Comandatore la controlla con la suola, viene raddoppiata da 2 avversari, poi la difende molto bene la palla e si appoggia da Miranda, palla perfetta per Comandatore, ancora una volta lotta contro Rizzuto che poi la porta anche in rimessa laterale, e quindi azione offensiva ancora per il CUS Palermo con il tecnico che chiama uno schema. Il destro di Comito, poi col tacco pronto a girarsi Tuzzolino. Daricca è un 4 contro 1, veramente poco qui Daricca, ma sembra ostinato a farcela. Lupo si appoggia dietro, Rizzuto, Tuzzolino, Lupo con l'esterno, Rizzuto chiama la pressione, il tecnico del CUS, poi Tuzzolino con Daricca che viene girato da Prestigiacomo e palla per Giacomino D'Antoni che tocca il primo pallone del suo match. Daricca fa vedere tutta la sua tecnica, si ferma, sterzata, contro sterzata e si appoggia dietro. Lupo, Rizzuto, vede Daricca, sta giocando su tutte le posizioni oggi, il numero 21 vuole la giocata, vuole il destro, Daricca calcia, non trova la porta ma deve provare queste giocate, sa che nel suo piede c'è tanta tecnica, sa che può trovare la porta con enorme quantità e deve chiaramente cercare il più possibile per recuperare questo match. Storia come lui che ha saltato sul diretto avversario, poi ha calciato verso la porta, tanta sfortuna, ma le azioni del Palermo Calcio 5 passano sempre dai suoi piedi. Prestigiacomo centrale, Miranda si ferma, si appoggia con l'esterno, Comito, Prestigiacomo, c'è spazio per il compagno che poi sbaglia centralmente, Comito riesce a recuperare la palla del CUS, poi si appoggia dietro, Comito con la suola, ottimo qui la giocata poi di prima, ci ha provato Comandatore ma non trova. Non mettere piede! I suoi compagni, infatti il CUS Palermo è ripartito con gli stessi 5 che hanno iniziato il match, quindi fiducia totale da parte del tecnico. Daricca bravo Filippo, riesce a tornare dietro da Lupo,
Rizzuto, Tuzzolino, Rizzuto, spazio centralmente per lui, si appoggia dietro, Lupo, poi Tuzzolino cerca i compagni, li guarda e poi allarga il gioco da Vincenzo Rizzuto, uno dei migliori oggi in campo, Lupo. Seguilo Giovanni. Poi Daricca, Chiudi il mezzo. Va bene qua. Tuzzolino riceve adesso Raggruppa. l'inserimento di Lupo, la difende ancora una volta, ma pressione perfetta da parte del Cus. Cambiati con laterale. Tu Giova. Filippo, chiudi il mezzo. Comito Daricca può puntare l'uomo, lo salta Daricca ancora, calcia col sinistro, viene fermato da Miranda, calcio d'angolo e azione ancora offensiva e chiama uno schema qui Daricca. Ce l'abbiamo dietro, Fili. Occhio al secondo palo. Sali. Su Filippo. Tuzzolino col mancino. Lupo. Daricca viene attaccato da dietro da Miranda, la tiene però benissimo il numero 21 che vuole forse pure la giocata su Miranda, che però non la fa passare. Uno scontro Daricca e Miranda molto interessante, due grandi giocatori. Nell'ultimo contrasto ha avuto la meglio proprio Miranda, che gli ha concesso il campo al numero 21. Poi Rizzuto vuole la posizione di campo. Tuzzolino, Lupo, palla di ritorno, torna ancora dietro da Rizzuto che si allarga. Daricca, vediamo se sfonda il suo destro. Daricca rientra, salta anche Miranda, poi si ferma. Rizzuto, palla ancora al centro, ma chiude benissimo per questo gioco in anticipo. Poi si ferma, viene inserito da Daricca che ancora una volta indemoniato pressava per recuperare questa palla. Presti Giacomo, si riscalda Gangi e sarà il prossimo ad entrare, probabilmente un giocatore che ha cambiato anche le sorti di questo match, perché dal suo ingresso in campo il Cus Palermo ha iniziato a esprimere il suo gioco, trovando anche i 3 gol. Lui e Guarino sicuramente hanno dato tanta linfa al tecnico. Rizzuto, Torna Giovanni. Lupo, Rizzuto, adesso doppio centrale per il Palermo Calcio a 5 che nel frattempo allarga il gioco da Daricca. Non mettere piede, bravo Ale. E accorci, lo segui Ale. Esatto. Tuzzolino, Dai, Daricca ce l'hai viene dietro. sfidato da Comito. Poi di prima Rizzuto, Daricca con il tocco, poi Miranda su Rizzuto, 3 volte addirittura la giocata di Miranda. Pazienza, Comito. Presti Giacomo, si parte da dietro per il Cus, c'è Comito. In 3 Miranda. Presti Giacomo con l'esterno, Miranda col tacco, palla geniale. Poi Comandatore, Rizzuto ancora sulla palla, poi Daricca esce benissimo. Su. Casamento. Lupo, Rizzuto, Bravo. sbaglia il tocco centrale, poi Comandatore può richiudere la palla. Comandatore guarda la porta, vede dall'altra parte Miranda, palla troppo profonda, poi con una magia da terra è riuscito anche Torna, giusto, torna. a evitare l'intervento del giocatore del Palermo Calcio a 5, ma la palla comunque è affida sui suoi piedi. Bravo, non mettere piedi. Daricca, Miranda appena poi al cambio. Rizzuto, le finte, ci prova, poi ci ripensa, ma torna dietro da Daricca. Questo è proprio il dribbling. Daricca, le finte, testo sinistro, vuole il sinistro, poi ci pensa a calciare, ma torna dietro sui suoi passi. Vuole ancora il dribbling. Rizzuto, Tuzzolino, vuole il mancino, anche lui calcia. Quanto va la porta, ma sempre pericoloso il Palermo Calcio con i suoi laterali. Questa volta con Tuzzolino che col mancino ha cercato la porta. Agreda comunque prontissimo a intervenire. Hanno veramente pochissimi spazi, ragazzi, ospiti del Cus Palermo in questo derby. Comito, Miranda, si appoggia dietro da Presti Giacomo, c'è anche Comito che viene chiamato adesso, finta, sbaglia il tocco, poi Lupo bravissimo qui a intervenire, poi Daricca anticipato anche da Presti Giacomo e Miranda con una calma praticamente impressionante riesce a seguire il compagno, poi il dribbling di Presti Giacomo che salta tutti, poi il Comandatore e Giacomino D'Antoni si fa vedere la sua prima parata nel match al minuto 37 dopo 7 minuti all'inizio del secondo tempo. Non si sporca i guantoni perché comunque oltre chiaramente a sparare a mani nude anche con la zona addominale riesce comunque a sventare la pressione e rimessa al fondo velocissima per Daricca, sterzata, vedi i compagni, poi sbaglia il tocco Daricca,
Poi Barcellona cerca la giocata, prova anche a difenderla, anzi chiedo scusa al comandatore, non Barcellona che è in panchina, ma dentro il numero 27 Gangi al posto di Miranda. Questo è esattamente il cambio che è stato fatto, anche il primo cambio fatto dal tecnico del CUS Palermo, quindi sta tentando forse di fare gli stessi cambi, però sta dando anche Casamento che è entrato nei minuti finali del primo tempo, quindi adesso forse non li ripete più. Comito. Bravo Comito. Gangi. De Presti Giacomo cerca la giocata ma sbaglia, riparte subito il contropiede Rizzuto, c'è in mezzo al compagno, lo serve con l'esterno ma questa volta male, poca convinzione, poi la scivolata di Rizzuto che voleva forse rifarsi dopo l'errore, un contropiede sprecato qui da Vincenzo Rizzuto e con l'esterno ha cercato Tuzzolino, palla non è fida però nei piedi del giocatore con la maglia numero 6. Comito di prima, Casamento e scivolata come sempre di Rizzoli. Gangi, Comito, in tre. Presti Giacomo, pressione da parte di Russo appena entrato. Vai. Comito, Vai. c'è Daricca che lo vuole infastidire, ma lui cambia tutto benissimo. Da Presti Giacomo di prima, vede Gangi col tacco, l'idea effettivamente è giusta. Ha capito tutto, poi Daricca col tacco. Tanta tecnica. Sì, è pronto, appena puoi vieni. Tuzzolino, cambia il gioco. Non mettere piedi, accorciati. Daricca vuole il dribbling, doppio passo, si ferma, torna dietro. Lupo, ancora Daricca, può calciare, vediamo. Tu Marco! Chiama Lupo, lo ottiene adesso. Su! Daricca. Le finte con la suola. C'è Comito che lo fronteggia, ritorna dietro. Da Tuzzolino. Lupo, c'è lo spazio, Lupo calcia! E viene allontanato da Presti Giacomo. Veloce. Partita perfetta del numero 3, poi fuori Comito, dentro Colossi con la maglia numero 5. Tu, vieni qua, Enrico! Lupo, palla al centro, Colossi intercetta. Poi con la punta addirittura Casamento. Calma. Presti Giacomo, grande partita per lui, Gangi. Poi un tocco sbagliato per i compagni. Colossi appena entrato. Vediamo dove si posiziona il giocatore. Sembra laterale mancino, ma probabilmente darà anche manforte in fase difensiva. Parlate! Quindi quasi come se fosse un doppio centrale. Bravo, va bene qua. Daricca contro Gangi. Daricca torna dietro. Da Tuzzolino che può calciare, vede il compagno, poi Colossi bravissimo in fase intercetto e con l'esterno vede Casamento con la suola, va avanti ma torna perfettamente il giovane russo. Il calcio d'angolo e chiama anche lo schema il tecnico del CUS Palermo, quindi vediamo che schema si inventeranno i suoi ragazzi. Palla al centro che viene sventata e Daricca può ripartire subito in contropiede velocissimo. Daricca punta la difesa avversaria, poi si ferma la sterzata. Daricca guarda i compagni. Tuzzolino calcia la traversa, tiro impressionante. Tuzzolino si era coordinato in pochissimi istanti, soltanto la traversa gli dice di no, ma anche in realtà Gray. Poi il tocco di precisione da parte di Daricca che non trova la porta, ma ancora una volta Gray superlativo, perché sul tiro di Tuzzolino molto potente ha messo lui la mano. Se ti schiaccia andiamo dietro. Colossi, Presti Giacomo, Casamento con l'esterno, la tocca, poi Tuzzolino quanto basta per non far andare la palla nei piedi del compagno, sarà quindi calcio d'angolo. 3. Chiama lo schema, c'è fuori l'area Presti Giacomo se lo serve, ma invece al centro. Poi Tuzzolino in velocità, Tuzzolino può ripartire, lui poi calcia, non trova la porta, ma sempre pericolosissimo il numero 6, calcia veramente tante volte visto la porta. Questo è il suo terzo tiro nel secondo tempo. Dentro Sgarlata nel frattempo al posto proprio di Tuzzolino, è stata infatti la sua ultima azione, chiaramente per questo momento. Presti Giacomo di prima, Colossi sbaglia il tocco, poi numero 5 riesce anche a intercettare palla, poi il dribbling, si ferma contro Daricca,
poi Russo. Lupo, ultimo uomo, rischia tantissimo, fa una grande giocata, poi Daric, sterzata, e adesso il pallone è per il numero 21. Daric punta la difesa schierata, finta e controfinta, Daric. Vediamo cosa inventa, allarga il gioco benissimo per Lupo che può calciare guarda la porta. Lupo non trova la porta, trova l'opposizione da parte di Prestigioso, che sta facendo comunque una partita super in fase difensiva. Lupo, Scarlata, la tecnica contro Colosi, poi la suola, giocata perfetta. Lupo, c'è Daric, lo serve adesso, guarda la porta, Daric col mancino, palla al centro, la tocca Colosi, quel poco che basta per dare comunque fastidio a Scarlata, pronto con le tapine, ma grande azione ancora di Daric che punta la porta, sempre Daric, vediamo cosa inventa adesso, va sul sinistro, Daric aggraia ancora una volta, superlativo. Appena possibile time out. Lupo, Stai qua, Capri. Ce l'hai qua, Capri. Daric, Scarlata si appoggia ancora sul numero 21 che può puntare la difesa, poi trova la giocata, allarga il gioco ancora una volta da Lupo, poi Daric di prima per Russo e ancora una volta Daric. Posizione. Sta giocando praticamente in tutte le posizioni in campo Daric, può fare veramente di tutto questo giocatore. Bravo, Con l'esterno Lupo, Scarlata, le finte, si ferma la sterzata, poi vede il compagno Russo, lotta davvero pivot, poi Russo gol spettacolare e poi esultanza con i suoi tifosi, gol del 2-3, adesso la rimonta può essere veramente qualcosa di fattibile. Time out è chiamato dalle Cus Palermo, il tecnico effettivamente in tal senso aveva capito il momento negativo da parte dei suoi ragazzi, perché è arrivato il gol da parte del Palermo 45, un gol perfetto di Russo che si è girato con un gol impressionante, ha fatto perno, un gol forse potrà replicare grandi attaccanti, maglia numero 19, ma gol veramente il numero 9, manca il numero 10 che è Alfonso Adami, oggi presente in tribuna, assente per infortunio, ma c'è comunque il Russo, ha fatto un gol impressionante. Adesso minuto 45 di gioco, per chi si fosse connesso adesso siamo a metà del secondo tempo, mancano ancora 15 minuti. La partita può dire veramente di tutto e può regalare tantissime gioie sia da una parte che dall'altra, risultato apertissimo più che mai, 2-3 e adesso 15 minuti di fuoco. Entra dentro Barcellona, intanto rientra in campo anche Miranda, rimane Colosi, rimane anche Gangi, dall'altra parte D'Antoni, Russo, Scarlata, e vediamo gli altri due che resteranno in campo, presumo Daric e Lupo. Da Lupo infatti rientra in campo e Daric si rimane in campo, però c'ha la pettorina in realtà, Tuzzolino. Si gira, la decina che è cagnata, è il limite da no? A 0 E in campo va proprio Tuzzolino, fuori Daric, vediamo forse una tattica anche per gli ultimi minuti, probabilmente nel frattempo si riscalda anche Guarino da parte del Cus Palermo, la scivolata di Lupo che fa vedere tutta la sua grinta. Miranda col sinistro, Colosi, si torna dietro da Miranda di prima, il tocco per Barcellona, brutto l'aggancio, poi lotta, Scarlata, ma forse è tutto regolare, infatti è così, poi il Russo si ferma, vuole il destro, mancino, Russo, guarda la porta, Russo, e Miranda è scivolata, risponde alla scivolata precedente di Lupo. Messa laterale per il Palermo, calcio a 5, Lupo chiama a sé Tuzzolino, Russo lotta, spalla alla porta, molto bene, si gira adesso, poi il calcio ricevuto ma è tutto regolare, poi il Russo sembra rivitalizzato dopo il gol, poi l'intervento di Gangi che dice al direttore di gara cosa abbia fiscale, poi si gioca immediatamente, era giusta l'idea di Lupo, qui Tuzzolino non è stato attento perché Lupo aveva fatto una grande giocata qui battendo velocemente, approfittando anche alla luce della sua
enorme esperienza del momento negativo del Cus Palermo, che si era fermato con Gangi che stava discutendo col direttore di gara, ma era tutto regolare, poteva continuare effettivamente. Poi Lupo sbaglia l'anticipo 2 volte, Barcellona fermata dietro, cartellino giallo, chiede comunque subito scusa, sa di aver commesso un fallo. Ed è giallo per il numero 7, autore del gol dell'1-0 nel momentaneo. Fallo chiaramente non cattivo, fallo tattico, ma giusto da sanzionare con il cartellino giallo per il direttore di gara. Troppo lontano. Sarà calcio di punizione, c'è Milano sul punto di battuta, c'è anche Gangi. Ricordiamo che il Cus Palermo ha attuato anche 2 gol dei 3 al momento effettuati proprio da calcio di punizione, uno diretto con la botta direttamente per il gol dell'1-1, poi il gol del 3-1 con uno schema magnifico dove Miranda poi ha calciato col sinistro. Adesso proprio il numero 10 Alberto Miranda vuole cercare la porta. Vediamo, siamo un po' lontani effettivamente, ma un mancino come lui poi chiaramente decide di calciare anche da quelle distanze. In porta c'è Giacomino D'Antonio, un grande portiere, ma il numero 10 sa che può fargli male. E vediamo se calcerà verso la porta. C'è anche Gray che sta dando indicazioni ai suoi compagni di tete dalla porta, il solo Russo in barriera, poi il sinistro, Giacomino D'Antonio allontana con un po' di terrore in realtà. Poi contropiede, il Russo guarda la porta, può calciare, si ferma, vuole il raddoppio, trova anche il calcio d'angolo. Per entrare nel frattempo Mirko Guarino con la maglia numero 7 qua sotto. Bella di Lupo, Tuzzolino con sinistro calcio. Senza troppe pretese qui il suo sinistro. Lo so, ma ha preso un calcio da dietro pure, È nervoso. Questa è una pallonata qui Russo. Dai, eri in 3. Questa tra di Miranda, si appoggia dietro da Colosi. Miranda sbaglia il tocco qui, capisci tutto Scarlata, 1 contro 2, Scarlata! Cerca la porta, ma c'era il compagno mezzo meglio Tuzzolino sulla sinistra che chiedeva palla, infatti dice qualcosa al compagno, ma Scarlata dopo il grande anticipo ha cercato la porta. Per attaccante, nel frattempo Guarino entra in campo, lascia il posto Colosi, adesso un Cus Palermo più offensivo. Russo guarda la porta, può calciare la prova e ancora una volta Miranda dice di no, si immola col proprio corpo. Più alto, se stai 1 metro indietro è meglio. Russo, Lupo, grande partita anche per lui. Poi il sinistro e Croata si supera come sempre a Gray. Tuzzolino lo sfida per l'ennesima volta, destra-sinistro, non cambia praticamente nulla per Tuzzolino perché calcia da tutte le posizioni. Lupo di prima ancora per Tuzzolino. Poi Russo, Tuzzolino prova il destro, poi gamba tesa, calcio di punizione, fallo per il Corsi, rimane a terra anche il numero 27 Gangi. Può entrare, signore? Chiede comunque subito scusa a Russo per vedere tutta la sua sportività. Oh, personalità, pazienza. Miranda, Bravo, pressione, Barcellona la difende, spara alla porta col tacco, sbaglia tutto. Adesso un po' di confusione per il Cus Palermo. È il momento per la squadra di Lo Piccolo chiaramente per tentare qualche offensiva in più. C'è sempre Daricca in panchina che probabilmente Non ti preoccupare! entrerà. Oh, sali! Su! Pressione altissima, poi Lupo allontana. Russo si gira contro 2 avversari, lotta, poi non ha la meglio perché avrebbe potuto chiaramente servire il compagno che si era inserito in zona centrale, si trattava di Sgarlata, ma allora non è arrivato. Il destro improvviso da parte di Guarino che ha provato a giocare solitaria contro 3 avversari, è riuscito anche a passare. D'Antoni si appoggia al Lupo, alza la palla, mette in difficoltà qui Tuzzolino, pressione altissima del Cus Palermo adesso che al minuto 52 mancano 8 minuti di gioco. Miranda sbaglia il tocco ancora una volta, il secondo errore consecutivo per lui. Tocco dall'altra parte per Sgarlata, guarda c'è il compagno Miranda ancora con la faccia addirittura da terra, intervento monumentale. Tuzzolino vuole il sinistro, calcio! La tocca Sgarlata! Va bene così! 3-3 ed esultanza di tutto il Doccia Stadium, impressionante, che esplode al gol di Vincenzo Sgarlata col 30, ma grande
grande merito chiaramente deve essere dato a colui che ha fatto l'assist, forse non il miglior assist della sua carriera, ma probabilmente uno dei più importanti visto il gol del 3-3 col sinistro, ha calciato verso la porta. Non era un assist certamente, ma va bene così perché il gol del 3-3 arriva a un minuto 53 di gioco e adesso 7 minuti di fiamme perché viene inserito anche Daricca, in campo anche Mineo per Scarlata e per Russo. Guarino, pressione di Daricca che lotta con tutto il suo corpo contro il suo avversario, raddoppio ed è calcio di punizione. Troppa veemenza qui per il 21 Daricca. Guarino, dribbling rischioso da ultimo. Daricca di prima, Mineo sbaglia il tocco, poi riesce comunque a servire compagno. La ruletta di Miranda, adesso un 3 contro 2, Mineo mette una pezza dopo l'aggancio sbagliato, poi interrompe l'azione offensiva del CUS. Una buona spaccata. Barcellona, doppio passo, vuole il dribbling ma non si passa oggi da Tuzzolino che fa vedere anche un'ottima fase difensiva. Poi Lupo lotta contro Barcellona che lo sfida, ancora Lupo, esce fuori brillantemente, ma la palla era terminata in out e infatti è calcio d'angolo. A questa distanza non si capiva bene. Chiama 6 compagni, sarà calcio d'angolo, niente schema questa volta. Miranda, Guarino, il tocco dietro col tacco, ma Daricca chiude l'ennesima diagonale, poi va da terra ed è calcio di punizione, intervento irregolare da parte di Guarino. Oh, stai su! Circuccio! Stai su! Poi Barcellona a terra addirittura con una scarpa levata. Poi la sportività da parte di Lupo di ridagliela subito, con un cenno anche di affetto. Attacca! Alberto sta Per chi si fosse connesso adesso, questa è la seconda giornata di Coppa Italia, risultato di 3-3, partita bellissima. I cori da parte del tifo rosanero sempre molto presenti qui al Tocia Stadium, un grande sottofondo anche durante le telecronache. Qui tutta la stagione del Palermo Calcio 5, ricordiamo su Sport Isili. Sali Mirko! Miranda col mancino, col tacco poi addirittura. Barcellona. I cori bellissimi qui per il doppio passo. Barcellona, palla al centro, attraverso tutta la dirigola, poi Guarino da posizione impressionante, poi il gol del 4-3 proprio sui cori rosanero, minuto 55 di gioco, posizione incredibile, col sinistro trova anche il palo che forse un po' l'aiuta, ma chiaramente la fortuna serve fino a un certo punto, un pizzico di fortuna serve sempre, ma chiaramente un grande gol da parte di Guarino. Mirko, a fianco ci sei? Mirko! Ancora di vantaggio per il CUS Palermo, 4-3, 4 minuti di gioco che separano il direttore di gara e il fischio. Daricca, Mettere piede. A qua c'è mezzo Giovanni. poi Tuzzolino, Bravo. torna dietro da Lupo, A qua c'è mezzo. Mineo, Daricca, poi si scontrano i due con Mineo che addirittura va a placcare l'avversario, ma chiaramente facendo un blocco, in questo caso fortuito. Daricca vuole tutta la sua tecnica, Tu Gabri. la chiama, Lupo col tacco, Tuzzolino, e Palermo ancora è in gioco. A destra ce l'hai. Mineo col Seguilo, tacco, Gabri. Seguilo Gabri. Tuzzolino per Daricca, Bravo. si torna sempre da lui, poi il destro di Tuzzolino, questa volta non trova nessuna deviazione, rimessa dal fondo e poi gioca anche un po' col cronometro qui a Gray. Ce la fai. La Gray in avanti per il compagno, ma D'Antoni Palla a lungo, il commentatore che sta. mette una pezza. Poi Lupa ancora grande giocata per Tuzzolino e a Gray ancora mostruoso, azione impressionante di Lupo che qui aveva fatto un break offensivo impressionante, partendo alla difesa Facciamo fallo. dopo il servizio da parte di D'Antoni, ne ha saltati due, tocco perfetto per il compagno che ha calciato verso la porta ma che non ha trovato la gioia del gol, perché ancora una volta Gray ha deciso di chiudere qui la saracinesca. Questo di 3-4, mancano
veramente pochissimo, poco più di 2 minuti, ma di Tue Grey forse farà recuperare anche qualcosina. Siamo sempre attivo. 3 minuti, 3 minuti. Se sta per entrare Prestigiacomo con la maglia numero 3, lo vediamo sotto i nostri schermi, probabilmente per dare manforte in fase difensiva. Ha fatto una grande partita. Guarino. Luca Gabri, Match winner al momento. Miranda cerca Barcellona, poi Rizzuto lotta col fisico, Rizzuto non lo fa fare passare, poi Barcellona, la posizione è veramente proibitiva, cercato la porta, ma c'è la commandatore che era in ottima posizione, non l'ha servito. Daric, Mineo prova il tiro ma sbaglia, poi intervento su Miranda. Giallo intanto per Fabio Mineo, reo di aver effettuato un'irregolarità su Alberto Miranda, di tutto ha strappato anche la maglietta, chiaramente non in maniera volontaria, era un contrasto di gioco, perché infatti ha chiesto subito scusa al suo avversario. Poi gesto subito di chiarimento con Miranda che ha capito il momento del suo avversario. Guarino, Miranda, manca veramente pochissimo, poi Daric la tocca, ma non basta per il possesso palla perché ancora possesso bianco per il CUS. Rizzuto bravissimo qui, poi il dribbling sbagliato su Guarino, poi il dribbling su Rizzuto, ma è tutto regolare, che dava un tocco di mano ma non viene sanzionato. Mineo col tacco, sbaglia il tocco perché in fase di ripiegamento Guarino ha fermato. Palla commandatore! Daric, Tu, istanti di partita, Tuzzolino, cambia tutto, Mineo, Tu Mirko! Tuzzolino, Tu Gabri! Rizzuto, Sali! Tuzzolino, destra! Daric, c'è l'inserimento dei compagni, lo serve adesso Tuzzolino! Perfetto l'inserimento, ma ancora più bello l'assist di Daric, fa 4-4 e l'esultanza di tutto il Tocha Stadium. Ma palla incredibile in Daric, non ci sono più aggettivi per questo giocatore, ma anche Tuzzolino freddissimo sotto porta. Adesso minuto 60 di gioco, mancano pochissimi secondi, vediamo se addirittura far recuperare qualcosina. Cerchiamo infatti il suo sguardo, indica 4 ma probabilmente sono i falli. Anche la musica dopo il gol, chiaramente come nel Palermo di Dario Mir. Adesso 3 minuti di gioco separano dal fischio finale, 4-4. Il direttore di gara fa vedere anche il fischietto. E adesso gli ultimi 3 minuti di gioco saranno veramente di fuoco. 4-4 risultato, partita bellissima perché si va sintetizzando adesso sui canali di Sportissimi. Sta sicuramente assistendo a una partita impressionante. 4-4, ritmi veramente alti per tutti i 60 minuti, ma ancora 3 minuti. Mineo di prima, palla geniale per Daric, ancora a Gray, ma Daric è stato tenuto, sarà calcio di punizione, poi a terra Gray. Ed è giallo per... vediamo per chi? Forse non per Patrick Gray, ma per il difensore, per il numero 7, Mirko Guarino, quindi calcio di punizione. C'è Tuzzolino sul punto di battuta, qui a Gray sta guadagnando forse qualche secondo, ha preso forse una botta sulla caviglia, all'altezza della caviglia destra. Ricordiamo a tutti i fan di Sportisti, grazie a questo possiamo seguire tutte le partite del Palermo Calcio 5 dentro casa e fuori casa. Abbiamo calcio di punizione con Tuzzolino e a Gray addirittura bisogna del ghiaccio. Il tifo delle grandi occasioni, tutti i tifo presenti, vi facciamo vedere in questo momento quante persone sono presenti al Tocha Stadium per questa partita bellissima. 4-4, Rizzuto chiama i suoi compagni, Daric si allontana, rimane Tuzzolino e vuole battere lui la punizione. Sfida il portiere, Gray mette in barriera i suoi compagni, poi zoppica un pochettino anche vistosamente. Stai alto col petto, stai alto! C'è Mineo addirittura dentro la porta, forse a infastidire gli avversari. Daric laterale, il fischio arriva adesso, ma Tuzzolino calcia Tuzzolino e a Gray con la faccia addirittura.
E l'esultanza da parte del portiere, maglia numero 13 per lui. Grande partita. Miranda, il tocco per il compagno, il palla non passa, poi Miranda, ancora Miranda con la punta. Trova l'intervento di Daricca, rimane a terra rizzuto. Si è fatto male. Poi crampi per lui, nulla di grave quindi. E chiede anche il cambio, vediamo, c'è anche l'ingresso. È pronto Lupo per entrare, quindi difensore per difensore, centrale per centrale. Manca veramente pochissimi istanti di partita, risultato sul 4-4. Abbiamo visto 60 minuti di fuoco e 3 minuti finali di questo match non sono stati da meno, chiaramente. Filippo! È finita. Tira. C'è Prestigiacomo sul punto di battuta con la maglia numero 3, vediamo se calcerà verso la porta. Manca un minuto, 60 secondi separano questo fine match. Ma Prestigiacomo, uno schema, Guarino, il tocco con la testa allontana Lupo, che ha rilevato per quest'ultimo minuto, per questi 60 secondi, l'ultimo giro d'orologio, rizzuto, causa crampi. Poi il sinistro, D'Antoni va giù benissimo, dice di no a Miranda, poi Mineo la controlla con la suola, sempre molto elegante, poi viene raddoppiato addirittura cartellino giallo qui per Commendatore. Aspetta. Pazienza! Vantaggio iniziale per il Cus Palermo, quindi cartellino giallo non abbiamo capito effettivamente per chi è stato. Cerchiamo di capirlo, magari lo diremo anche dopo. È finita. Tira in porta. Gira. Probabilmente l'ultima azione della partita, vediamo, calcio di punizione, va Guarino, tanta potenza, non trova però la porta. D'Antoni, Mineo la difende contro due avversari, ma la peggio. Prestigiamo poi Mineo, ancora una volta il rimpallo, il tocco favorisce ancora Mineo, cambia, cerca di cambiare tutto, ma la non passa. Commendatore allontana e poi il tocco di Tuzzolino, vede tutta la sua tecnica, classe perfetta per Daricca, l'occasione Daricca! Non trova la porta per pochissimo, esulta Gray come se avesse vinto, ma il risultato dice 4-4, partita bellissima, un punto per entrambe le squadre e applausi da parte di tutto il Toccia Stadium. Questa partita bellissima. Ringraziamento da parte di tutti i componenti di questo match che si scambiano un cenno di pace dopo aver giocato 60 minuti, una battaglia in campo, chiaramente sempre tutta la sportività. Noi vi ringraziamo, qui da Marco Genduso è tutto, alla prossima.